Buon pomeriggio ragazzi, eccoci tornati su Crusader Kings 3. Continuiamo la partita dove avevamo lasciato e ricominciamo dal fatto che ero stato invitato alla battuta di caccia del principe vescovo Raimondo. Dopo 45 anni di votazioni ho votato di conoscere finalmente il candidato per cui voterò. Perché ci ho lavorato insieme da parecchi anni, l'ho apprezzato, lo stimo, per cui ecco, adesso finalmente so per chi votare. E chi è? L'ex presidente. Cossiga? Ma come così? Che c'entra con l'ex presidente nostro della Fininvest? Ha capito adesso? Cossiga? Andiamo a questa battuta di caccia. Andiamo, aspettate, ce ne andiamo mentre siamo in guerra, ma tanto ormai la guerra è vinta, perciò Silvio non perde tempo. No, non assumiamo nessuno e andiamo a unirci alla battaglia. Posizione del consiglio vuota, come mai? È morta. Osti cane, peccato. Allora, andiamo a prenderci Claudia, che è una cortigiana. Pietro, che è il mio candiano cavaliere, che è sfregiato orditore di trame. Interessante. Ombra elusiva. Ah, interessante. Però in realtà Claudia, coraggiosa di dilapidatore permissivo, ingiusta, moderata, di umili origini. Casata Candiano. No, mettiamo il cavaliere. Battuta di caccia, un nuovo inizio. Va bene. Il mio conoscente principe vescovo Raimondo organizza una battuta di caccia a Novara ed è giunto il momento di partire. Dovrei essere in grado di rappresentare con orgoglio la casata Berluscotti. Dovrei. Mamma mia, dovrei. La falconeria è un'attività nobile nella quale mi sono sicuro di eccellere. Perfetto, speriamo vada tutto bene. Ok, va bene. Aspettate, perché ho letto una notifica. Ho iniziato a condividere il potere con la duchessa Lucia. Ok, va bene, sì. Mi spiace per Bianca che è morta. Non ho alcun interesse per voi. Quindi nel viaggio abbiamo un duello imposto. Allora, non ho alcun interesse per... No, io non voglio... Sono Giovanni di Gallarate. Ho sconfitto i cini di uomini in combattimento. Nonostante tutti questi combattimenti erano noiosi. Perciò sono qui per sfidare qualcuno di importante. Ma io non voglio assolutamente combattere. Io non sono fatto per il combattimento. Te non hai ancora capito. Allora, ci mandiamo Randomir. Fatemi vedere Randomir. Allora, un 9. Lui ha un 13. Aia Randomir. Ai ai ai. Allora, potresti essere meno prezioso dopo la mia vittoria. Possibili conseguenze. Andiamo su... Spendi 150. Ogni perde 20 più nei tuoi confronti. No. Non ho alcun interesse né per voi né per un combattimento leale. Tutto il seguito calpesta Giovanni. Grande Giovanni. Il piano verrà ripreso. Ritardato di 30 giorni. Allora mi mostrerà come si fa. Allora, possibili conseguenze. Giovanni Sallizio si unisce alla mia corte. Io lo voglio questo. Con l'88% che Randomir sia ferito. Interessante. Allora, sto timido. Brillante stratega, comandante prudente, capo contadino. Pigro cocciuto. Ma in realtà, come capo contadino, direi che Randomir è perfetto per picchiarlo. Grande Randomir, sapevo che saresti andato male. Allora, Randomir è responsabile delle nostre scorte di cibo. Aia, aia, aia. Le nostre provviste sono quasi tutte inutili, essendo state conservate male. Ai ai ai. La natura penserà a noi. Sfida erudizione. Oppure per qualcosa. Spendi 75. Un membro casuale del tuo seguito resta ferito. Vabbè. Chi rimane ferito? Gita Candiano. Vabbè, non mi interessa. Non mi interessa. Perfetto, sono arrivato alla battuta di caccia.
allestire il campo. Però ragazzi, io volevo andare avanti con la guerra. Un attimo signori, un attimo. Allora, mentre aspetto l'arrivo degli ospiti, Principesco Raimondo ha iniziato i preparativi. I suoi guardiacaccia controllano gli altopiani ogni giorno alla ricerca di prede, mentre viene allestito l'accampamento più vicino alla zona di caccia. Il mio uccello si agita nell'attesa sapendo che presto si scatenerà. Ok, va bene. Allora, l'obiettivo... Ah, ok, non posso cambiare l'intento, va bene. Vediamo l'elenco degli ospiti. Il re, poi il casale Monferrato, un sindaco, un altro sindaco e un altro sindaco. Ok, quindi di conti importanti c'è solo lui. Del Monferrato, che è sempre del Piemonte. Quindi è Piemonte e Milano. Va bene, presto. Allora, la comitiva è chiamata a radunarsi all'alba nel campo, nelle pianure vicino a Novara. Con un po' di fortuna troveremo un gregge di aironi e i nostri falconi si divertiranno molto. Va bene, andiamo. Allora, fatemi vedere. L'intento mio sarà quello di fare amicizia. E lo voglio fare con il conte di Monferrato. Sì, iniziamo a stringere alleanze. Intanto Pier Silvio Berluscotti, ragazzi, è diventato di cultura basca, mi sembra. Che c'era scritto comunque francese, ottimo. Benissimo. Allora, ora abbiamo il capocaccia del principe vescovo Raimondo che fanno segno al gruppo di fare silenzio. Siamo arrivati al punto di rilascio. Non lontano un gregge di bianco aeronista attraversando... Non lontano? Cosa cazzo? Non lontano un gregge di bianco aeronista attraversando il cielo. Il loro lontano richiamare annuncia la nostra caccia che ha inizio. Vabbè, scritto un po'... È perché è italiano arcaico, ragazzi. È italiano arcaico. Il gruppo si ferma mentre ci preparano a togliere i cappucci ai nostri uccelli e a metterli uno per uno a fare il loro dovere. Tra l'altro, ragazzi, guardate che bella la grafica. Mi fa impazzire, ragazzi. Guardate questo vestito, questa veste che ha il nostro principe vescovo. È bellissima, con la croce. Mamma mia, anche i cappucci qua sopra. Qualcosa di bellissimo. Intanto... Ah, loro due hanno stretto dei legami. Vabbè, sindaco non è che mi interessa. Il gruppo si ferma mentre ci prepariamo a togliere i cappucci ai nostri uccelli e metterli uno per uno a fare il loro dovere. Bene, il momento è arrivato finalmente. Ora ci godiamo questa battuta di caccia perché qua, quanto pare, è la serie di eventi che è partita. Quindi guarda eccitato mentre il mio falconiere identifica un bersaglio e prende il volo dalla sua postazione di osservazione, liberandosi in aria. Prendendo posizione per inseguire il incuneare di Airone, il falcone si sta comportando bene. La preda presa dal panico si allontana, richiama l'allarme, ma è troppo tardi. Più volte il mio falcone si lancia in picchiata per uccidere. Ma manca il bersaglio, si ritira e lo sfiorò soltanto. Dopo ore tentative, la selvaggina è praticamente sparita. No, il falcone è quasi sfinito e la luce si sta affievolendo. Che peccato. Che peccato. Apprendi la lingua, successo, benissimo ragazzi. Abbiamo preso la lingua basca, perfetto. Perfetto. Perfetto, ottimo, ottimo. Mi sento realizzato. Oppure forse dovrei mandare una lettera in lingua basca ad Eneco. Tra l'altro, onorevole ateo e fa il vescovo. Vabbè. Vediamo. Impressione Eneco. Ok. Aprendo la lingua basca e pongo fine al mio complotto. Oppure... No, mandiamogli una lettera. Mostriamogli quanto siamo fighi. Apprendi la lingua, piacevoli chiacchiere. Ah, beh. Allora, mentre attraversiamo la marina di Novara, una locale particolarmente allegra si avvicina al mio entourage. Il suo sorriso va
da un orecchio all'altro. Capisco che lei ci sta offrendo il caloroso benvenuto, ma certe sfumature nel suo discorso mi sfuggono. Comunque sia, faccio un gesto di distensione verso i miei compagni di viaggio, che sono sempre allerta, e ricambio il festoso saluto nel locale. Non riesco a immaginare un'occasione migliore per mettere in pratica... Sì, vabbè, va, Silvione, Madonna, Silvione. Sei proprio un furbone. Per mettere in pratica la mia lingua alto-tedesca. Facciamo una semplice e piacevole, conversazione. Oggi mi sento alquanto esuberante. Unitevi a voi nel nostro viaggio verso Lombardia. Allora, Gerberga si unisce al mio entourage. Allora, fatemi vedere Gerberga. Interessante. Tra l'altro 11 di amministrazione, 13 in diplomazia. Molto interessante. Apprendo la lingua. Fa progressi. Oppure la citazione culturale tra la bavarese e quella cisalpina aumenta del 2.5, però basato sull'erudizione. Nel suo Silvione non è che sia proprio studiatissimo, Allora, ma io la farei unire. La farei unire al nostro entourage. Bene, il conte Aterier ha trovato una nuova rapace. Si è portato a casa un bel... tanta roba. Va bene. Rispondere al richiamo di natura selvaggia è un'avventura. E questa gita ha offerto il buon tempo e il cattivo tempo in abbondanza. Non sono fatto vicino a acquistare la fiducia di Aterier. Forse sto facendo qualcosa di sbagliato. Raduno il gruppo deluso e i segugi esausti per il viaggio di ritorno. L'airone ci ha effettivamente delusi. No, scusate, ci ha effettivamente... Airone ci ha effettivamente elusi questa volta. Va bene. Ok, fallimento. Ho fallito a fare amicizia. Strano. Vabbè, lasciamoci alle spalle questa avventura. Quindi il riassunto ci dice che il mio stress è diminuito. Ho guadagnato 375. Bene, e 187. Niente, non è andata bene. Questo è il re. Wow, il re è invecchiato, ragazzi. Il re è invecchiato. Terminiamo la battuta di caccia. Torniamo indietro. Ok, quindi la conoscenza del medico di corte aumenta. Perfetto. Combattimenti nemici catturati. Fatemi vedere. Allora, lui è un infido cattivo, viaggiatore malinconico, razziatore, brigante, spietato, disonesto, impaziente. Allora, tu non accetti. Io lo giustizierei. Però in realtà cosa mi interessa? Però è disonesto, impaziente, spietato, brillante stratega però, guardate. Razziatore malinconico. Interessante. Lo potrei... Quanti anni c'ha però? 57, quindi... Guardate, nel dubbio lo buttiamo nelle segrete. Che io gente così a corte non la voglio neanche lasciare libera. Oh, cos'è successo? No, ragazzi, abbiamo perso la guerra. Cos'è successo? Cos'è successo, ragazzi? Abbiamo perso un incontro. Cos'è successo? Inizia a scambiare lettere con Conrad. Lui è il demone di Savoia. Sì, iniziamo a scambiare lettere anche con lui. Ragazzi, mi sono perso qualcosa della guerra. Allora, vediamo un attimo gli annunci. La reggenza termina. Il prigioniero è stato spostato nelle segrete. Combattenti nemici catturati. Ok, l'abbiamo già sistemato. L'incarico va bene, terminato. E la conoscenza è cortamente. Cos'è successo, ragazzi? No, ok, abbiamo vinto, scusate, avevo confuso i due eserciti per un attimo. Eccola qua, vittoria. Va bene. Cerchiamo di prenderci la sede di Trento.
E poi concludiamo questo meraviglioso gameplay. Al meraviglioso Silvio. Allora, parliamo dei punti principali del Galateo. Allora, pratica con la spada, parliamo di questo per favore. Ma io sulla spada non è che sono proprio messo benissimo. Wow, questo qua è un killer boy, Mamma mia, valoroso. Maestro di lame. Parliamo allora della spada, dai. Anche se io non so cosa dirti, però tu sicuramente saprai dirmi qualcosa. Intanto il controllo sulla contea di Cremona è terminato. Aspettate, perché come Brescia, ok. Quindi non riesco a credere che abbiate fatto domande su un argomento tanto a me caro. Mi conoscete davvero meglio di molti altri. Vabbè, grazie zio. Mo ti chiami il Duca Conrad, il demone di Savoia. Visto che mi avete secondato, devo chiedervi, c'è qualcosa che posso fare per voi? Ora questa secondo me desidero di parlare. Ottengo un gancio debole. Oppure non ho lo 0% di non avere il gancio debole. Ok, perfetto, cioè di non ottenerlo. Desidero solo continuare a scambiarci lettere. Ti avvicini a stringere l'amicizia col Ducato Conrad. Sfida erudizione. Allora, 46% guadagno esperienza. Oppure 53%, non ho imparato molto, no. Contratto commerciale per 5 anni sarebbe interessante. Ora questa cosa devo stare... No, ma io voglio farmelo. Spendo 75. No, lo voglio in debito. Perfetto, abbiamo ottenuto un bel gancio su di lui. Fatemi vedere un attimo. Che cavoli. Mi fai vedere 2 secondi dove sta? No, non me lo fa vedere. Eccolo qua. Allora, fatemelo vedere un attimo. Interessante. Interessante. Organizziamo un matrimonio. Vediamo. Scusate, Allora lei. No, però lei è già... Allora, fatemi vedere. Loro non hanno ancora figli. No. Intanto ce lo teniamo buono, perché se io riesco a farmelo alleato lui del Ducato di Savoia, ma sai che ridere. Ma sai che ridere. Ma sai che ridere. Ma sai che ridere. Va bene, ce lo teniamo lì. Ce lo teniamo lì buono buono. Allora, fatemi vedere. Contea di Brescia direi che ha bisogno assolutamente di aumentare il controllo. Fatemi vedere. Controllo con te. Sì, direi che... Wow, siamo messi proprio male. Allora, dov'è il mio uomo? Eccolo qua. A Brescia. Brescia... Tra l'altro mi dona anche poco. Forse perché il controllo è anche basso. Intanto andiamo a prenderci sta fortezza. Dai ragazzi. Come procede l'assedio andiamo a vedere. Abbastanza... 9 mesi, 9 mesi. Va bene, 9 mesi. Norbert è morto, va bene, era anziano. Ci stava. Intanto ritornano ancora alla carica i nostri nemici, ma fa niente, andiamo avanti. Sarà un po' lunga questa puntata, ragazzi, però voglio terminare con l'acquisizione di Trento. Se riesco, perché non è mica facile. Attenzione. Ci ritentano la carica. Perché sanno che una volta che ho preso Trento è finita la battaglia. Tanto Silvione si sta facendo una bella rete di amicizie, comunque. Attenzione, altra battaglia, andiamo a seguirla, ma non c'è modo, ragazzi. Abbiamo anche picchieri. Picchieri contro la fanteria. Ovviamente, vittoria nostra. Ovviamente.
Andiamo avanti. Possiamo anche accelerare a questo punto, perché tanto oramai la vittoria è nostra. È solo questione di tempo. 7 mesi. 7 mesi. Perfetto. Speriamo che sia anche un bel insediamento, che mi porti un po' di grano. Ok, possiamo sbloccare uno stile. Andiamo a vederlo. Andiamo a prenderci a questo punto diplomatico. Perfetto, ho acquisito il tratto diplomatico. Perfetto, signori. Allora, l'altro focus che io vorrei sbloccare, più che Augusto in realtà, perché un autentico sovrano, scrivere la storia, una vita di gloria, dignitas Augusto. Ok, patriarca, fare amicizie, pronto a governare, centro della famiglia, adulatore. Però io quasi quasi andrei sulla parte amministrativa. Allora, focus sulla ricchezza, aumento le entrate. Focus sul dominio. La mia terra e le persone sotto di me sono la mia forza, quindi mi dà più 3 amministrazione. Ok, focus sul dovere. Guardate ragazzi, 20 e 25, mostruoso Silvione. I legami di realtà che ci uniscono non ci limitano, ma ci mostrano la via. Consenso agente nemico meno 5. Opinione dei cortigiani e degli ospiti più 20. Esperienza amministrazione. Allora, questo ragazzi potrebbe essere... Questo potrebbe essere una via di mezzo tra la parte amministrativa e la parte comunque sempre diplomatica. Perché guardate l'opinione dei servi. Permette ai propri governanti di esercitare le proprie vendicazioni della guerra. Questo è veramente carino. Più che architetto, forse amministratore. Catene di realtà, reclute numerose. Apprezzato, posizioni di potere, stare in riga. Però questo mi sembra un po' troppo onorato di servire. Mi sembra un po' troppo... mi sembra un po' troppo puntato sulla parte del servizio. Io non voglio servire, voglio diventare. Allora, focus sulla maestà. Allora, fatemi vedere. Vedete, negoziatore carismatico, proprio parte di noi. Focus sulla maestà, focus sulla famiglia. Allora, ma io allora no, andiamo su questo, perché comunque ci dà prestigio, diplomazia, negoziatore carismatico, cancelliere del signore. Può essere scambiato solo ogni 5 anni. Ma io andrei, va bene, sul focus della maestà. Continuiamo la linea diplomatica, perché alla fine dobbiamo intessere i giusti agganci per creare le televisioni. Ah no, scusate, quello è quello nella vita reale. Allora, dai ragazzi, riusciranno i nostri eroi a prenderci sto cavolo di Trento. Allora, ho portato Marina fuori a giocare con l'arco e sono sorpreso. E no, con mia sorpresa si è imbattuta in una cerva ferita. Lei in seguito se l'è presa con me pensando che avessi scenato l'intero incontro come una sorta di prova. No, io direi che Marina perde il tratto paranoico, ottiene il tratto sadico. Mamma mia. Paranoico ottiene il tratto sadico. Ma sì, preferisco il tratto sadico. Preferisco. Non so se ho fatto bene, però. Attenzione, invito a un'altra battuta di caccia. Di chi? Della Toscana. Subitissimo vado. Subitissimo, tanto la guerra è vinta, spero. Partiamo. Tanto il nostro esercito è senza di noi. Battuta di caccia, un nuovo inizio, va bene. Fatemi vedere. Ok, si sta ancora combattendo la guerra. Ancora vincono e vinciamo ancora. Non mollano ragazzi, non mollano incredibile. Non mollano, intanto Silvione è partito e se ne va in Toscana. Sì, dobbiamo intessere. Dobbiamo intessere relazioni. Ce la facciamo a prenderci sto cacchio di forte però.
allestire il campo. Va bene, il tento è svagarsi. Va bene, mentre aspettiamo l'arrivo degli altri ospiti, iniziate i preparativi. Guardia caccia, controllano i prati. Ogni giorno alla ricerca di tracce delle prede, mentre viene allestito l'accampamento più vicino a caccia della zona. Perfetto, io voglio relazionarmi con lui. Assolutamente. Ospiti? Ah, ok. Tanti, tanti. Tanti. Allora, fatemi vedere un attimo. Qua come sta andando? Non ho abbastanza soldati, ragazzi. Non abbiamo abbastanza soldati. Questo è un big problem. Lo sapevo io che a forza di attaccarmi questi... Attenzione, baronia di Lucca, si è diffuso il vaiolo. Io lo sapevo che questi a forza di attaccarmi mi hanno fatto perdere gli uomini. Lo sapevo. Allora, raduniamone ancora. Ne raduniamo ancora e andiamo avanti con la battuta di caccia. Il sindaco Raimund, il maestro di caccia di Adalberto, chiama la comitiva affinché si raduni al sopraggiungere della luce sulla riserva di caccia all'interno dei e delle colline di Montalcino. Ah, bella Montalcino, ragazzi. Se non ci siete stati andateci perché è spettacolare. I guardia caccia locali hanno perlustrato le vicinanze alla ricerca di tracce e di fumi recenti. C'è chiaramente un piccolo capriolo, ma nessuna prova recente di selvaggina più grande. Alla fine il duca aveva detto, vabbè, ci cacciamo un capriolo. Allora, ragazzi, fermiamoci un attimo qua. Fermiamoci un attimo qua perché... Wow, 2. Wow. Allora, dopo... Ah, no, forse... Fatemi vedere solo una cosa. Non ho abbastanza soldati. Allora, non ho abbastanza soldati e questi continuano a mandarmi roba. Continuano a mandarmi roba. Perciò io, a questo punto, devo prendermi dei mercenari per terminare questo assedio maledetto. Che comunque loro continuano a insistere. Continuano a insistere, ma non ho denaro. Va bene. Allora facciamo così. Siccome è durato tantissimo questo gameplay, lo stoppiamo qua e vedremo se riusciremo a prendere il Fleury. Ci vediamo, ragazzi, ad un prossimo episodio. Un monsieur attendait au café du palais devant un de bonnet. La femme qu'il aimait l'a pendule tournait et les mouches roulaient. Et toujours le monsieur attendait. E poi molto bella. Scusate. Antonella? Dai, vieni qua, forza. Vieni qua, forza. Vieni qua, forza. Allora, perché stai piangendo? Perché stai piangendo? Dai, Antonella, forza! Perché stai piangendo? Perché ho fatto una cosa stupida.